Ho una cucciardata di San Giuseppe, farina, un po' di sale, un po' di lievito e poi acqua e si va ad impastare. Si vede con le mani quando l'impasto è pronto. I cucciardati si fanno quando si fanno le cene di San Giuseppe. Abbiamo fatto l'impasto. Ora si scania. Un pochino leggermente riposato. Ora si può iniziare. Si fanno filoncine, ora si fa una treccia, che è il di sotto della cucciardata. Si procede con i disegni. Serve una forbice, un pettine, un tagliarino, qualsiasi forma. Quindi queste sono le decorazioni che Queste abbiamo sono creato. le decorazioni, sì. Le rose, i tulipani. Sto facendo l'uva, che ora la mettiamo sopra la cucciardata. Vediamo come nasce una rosa per il nostro pane artistico. Ed è fatta la rosa. Quindi le decorazioni vengono semplicemente appoggiate. Sì, sì. Che cosa stiamo realizzando? Un uccellino. Si ci mettono gli occhietti e viene così. Questo ci dà più leggerezza quando cuoce. Cucciardata di San Giuseppe. Si fanno fiori, si fanno foglie, si fanno uva, c'è l'uva. Ci vogliono 3-4 ore.